Buongiorno Sprizzetto qua ad Adria, siamo al bar Cristallino, Davide il nostro gentile ospite, guarda quanta roba ci ha portato. Buongiorno Davide. Ciao, Davide. Buongiorno Davide, Grazie Davide, grazie. Buongiorno Davide. Con pasticcini, aspetta che ci sono i microfoni nascosti, sveli i trucchi che non devi svelare. Questi qua li mettiamo qua. Lei ci sta viziando. Va bene. Grazie. Allora, Renzo, oggi abbiamo la straordinaria partecipazione di Omar Barbierato, il sindaco di Adria, musicista, docente, c'ha un sacco di passioni. Di passioni, sì. Diciamo. Qualcuno dice che hai la passione di avere passioni. Anche è una bella passione anche quella lì. Una persona simpatica che è una delle precondizioni per essere bravo sindaco. Per essere amati. Entriamo subito nel vivo? Vediamo dopo lo nostro sprizzetto. Allora, io domenica scorsa sono stato a Rovigo e c'era veramente alle ore 16 il deserto dei Tartari. Proprio assolutamente una pista da autostrada oppure da aeroporto. Però Adria anche lei non se la cava tanto bene perché abbiamo contato dall'inizio, qua siamo all'inizio del corso, fino diciamo al Ponte Castello, 52 negozi chiusi. Allora, cosa può fare? Chiedo io e dopo magari provi tu a... Siamo i suoi... Cosa si può fare per fermare questa emorragia? Allora, cosa può fare un sindaco, un'amministrazione? Assolutamente. Allora, prima cosa abbiamo provato a contattare i proprietari, perché molti proprietari dell'asta centrale non sono di Adria e sono difficilmente raggiungibili, proprio per capire se si può contrattare anche un abbassamento degli affitti, perché comunque insomma sono delle botteghe care ancora nel centro storico adriese. Allo stesso tempo adesso c'è una bella misura che fa la Regione Veneto, sono i distretti del commercio, adesso abbiamo partecipato con un bando, dovrebbe uscire la graduatoria in questi giorni, speriamo di rientrare perché lì sarebbe qualche centinaio di migliaia di euro che arriverebbe ad Adria da investire. La vecchia formula che funziona sempre, penso, gli eventi, quindi portare comunque eventi nel centro cittadino. Chiaro che se è solo l'amministrazione che tra virgolette si fa carico di questo, dura a invertire una rotta che a livello nazionale mi sembra. Ho visto che ci sono dei ragazzi giovani che stanno investendo su delle app, anche proprio qui locali, perché l'online riporti le persone, quindi i potenziali acquirenti, all'interno dei negozi. Ecco, questa già mi sembrerebbe un'idea. Questa è un'idea molto buona, un'idea geniale, mi permetto di dire. Perché? Perché guarda che non è vero, sono solo i centri commerciali, un po' i centri commerciali hanno portato via o stanno portando via clienti alle botteghe e negozi storici. Spessissimo è la vendita online, è la vendita dei grandi venditori, i quali spesso anche i ragazzi, si capisce che per spendere meno si provano il vestito. Non solo i ragazzi, anche quelli più adulti. Il risparmio fa tutti piacere. Perché le app le usano anche gli ultra, anche noi anziani, quarantenni, cinquantenni. Scusa il sindaco. Ormai sono anch'io nelle reclami. Però lui in una puntata precedente, Renzo o un suo nostro ospite, che non mi ricordo se era lui o un altro, proponeva perché non fare un accordo con i proprietari dei muri, nel senso che tenere il negozio chiuso non conta niente, però pagano l'IMU e altre cose. Fai pagare l'IMU all'affittuario e per un 3-4 anni non gli fai pagare. C'era questa proposta, l'avete fatto questa? Allora, guarda, per arrivare a fare questo tipo di proposta, che me la trovo intelligente e ottima, non abbiamo ancora raggiunto i proprietari, purtroppo. La difficoltà è questa. La difficoltà che abbiamo trovato, spero di riuscire a superarla. Ci sono tante idee anche dalle associazioni per dirti che non è riempire il commercio ma abbellire la città, cioè perlomeno fin tanto che sono vuote, mettere dentro quadri, mettere dentro, non so, le immagini del Delta. Questa è una bella idea, questa è una gran bella idea, perché una città ricresce se tutta o gran parte della comunità la sente sua. Cioè quello che devono capire i proprietari dei negozi e il negoziante glielo deve far capire è che la valorizzazione del suo negozio è fondamentale, ma perché la città è sua, la deve sentire sua. Faccio un esempio: quanti commercianti o gestori
egoisti non si rendono conto che il pezzo di marciapiede pulito davanti al loro negozio è un incremento al loro negozio, non è un incremento. Invece di aspettare che sia l'amministrazione comune. Se non esiste. C'è un'altra idea che ti do, sindaco, do del tuo sindaco ormai ci conosciamo da anni. Da mo', comunque, io ho visto a Monselice un'idea secondo me straordinaria, anche loro hanno l'emorragia di negozi, un sacco di negozi chiusi eccetera, hanno fatto una mostra di Van Gogh. Esatto, a costo abbastanza zero, nel senso che il costo dei pannelli. Certo. Abbiamo fatto un percorso dall'inizio del corso fino a tutti i negozi chiusi. Bravo. Per, il commercio si presta alla fantasia. sì, ma soprattutto bisogna portare gente. Innovazione, per cui chiama, la città è tua, poi richiama, poi le iniziative, ha perfettamente ragione, le iniziative spesso fai sentire il centro storico parte di te stesso, altrimenti non. Ci ha portato, posso fare un invito ai cittadini? Bravo, sì, Allora, assolutamente. mi raccomando, fate 2 passi all'aperto, con tutto rispetto ai centri commerciali, andiamo anche nei centri commerciali a fare la spesa, ci mancherebbe, però quanto più bello è passeggiare all'aperto, fare 2 chiacchiere, fermarsi in un bar, riprendere la passeggiata, viviamo il centro. Ecco, con questa Brindiamo al centro. Con questo bello slogan. Allora, nei social scrivete, siccome ogni tanto l'ho massacrato questo signore qua sui social, massacratelo un po' meno e fate qualche giro in più. a domani. A domani. Arrivederci.